Buonasera mister, Claudio Zuliani, Juventus TV, terza vittoria consecutiva, 4 gol segnati, ma soprattutto il numero di questa sera è 5 giocatori dell'Under 23 in campo. Sì, siamo doppiamente contenti per il risultato e per aver messo in campo tanti ragazzi, hanno avuto l'opportunità di giocare con i grandi, non è facile giocare a questi livelli, soprattutto nella Juventus, quindi siamo doppiamente felici per questo. Buonasera Marco Venditti, signore di Calcio News. Mister, il doppio confronto che vedrà la Juventus contro l'Inter, per lei è una partita per andare avanti in Coppa Italia oppure una soddisfazione per riprendersi qualche cosa dopo la sconfitta di Milano? Grazie. Ma no, la partita di Milano è dimenticata e fa parte del campionato. Quella che ci toccherà nelle prossime settimane sarà una semifinale di Coppa Italia, quindi l'affronteremo con la grande voglia di poter poi andare in finale. Quindi sono due partite completamente diverse e da cancellare, quella di domenica scorsa e invece quella da preparare per il raggiungimento della finale. Buonasera mister, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. Volevo chiederle due cose. Prima abbiamo parlato di numeri, un altro bel numero è quello di non aver subito reti e in una settimana è la terza volta che succede e quindi è un grosso passo in avanti. Poi le chiedo tutti questi giovani che stanno rispondendo presente all'appello, quanto potranno essere utili adesso che davvero si gioca ogni 3 giorni con tutte sfide molto importanti, molti scontri diretti. Ma sì, la soddisfazione di aver preso gol è importante perché dà grande consapevolezza del lavoro che stiamo svolgendo, quindi fa sempre piacere non subire gol, soprattutto in questo periodo quando giochi ogni 3 giorni e la lucidità delle partite ogni tanto può venire a mancare. I giovani stanno facendo bene, adesso però abbiamo avuto la fortuna di riavere in gruppo i 3 che erano stati malati dal Covid, quindi grazie a loro riusciremo a avere un po' la rosa al completo, a parte qualche acciacco, quindi speriamo poi di non avere altre defezioni. Buonasera mister, Luca Cavallero TNV Radio. A proposito del non subire gol, quanto è importante a suo giudizio questa stagione, anche in quello che è il supporto morale, il supporto a livello caratteriale, Gianluigi Buffon in questa rosa e poi appunto alla luce del suo 43esimo compleanno che avrà luogo tra pochi minuti, volevo chiederle se quando giocavate insieme, avete anche vinto tanto insieme, si aspettava tanta longevità. Grazie. Ma avere Gigi è un piacere vederlo allenare tutti i giorni con la voglia che ha, che sembra ancora un ragazzino e quello è la cosa più importante perché quando uno ha ancora questa energia vuol dire che può andare avanti, quando cominciano a mancarti gli stimoli allora vuol dire che arriva il tempo di pensare a fare qualcos'altro. Quando giocavamo non pensavo che avesse questa lunga carriera perché ha avuto degli acciacchi importanti sia alla schiena, alla spalla, invece lui con grande forza, con grande soprattutto lucidità mentale è andato oltre a questo, ha pensato al suo fisico, a lavorare ancora di più di quello che faceva da giovane e quindi gli ha permesso di avere questa lunga carriera. Quindi avrà ancora spazio quest'anno perché sta dimostrando di essere un portiere ancora uno dei migliori al mondo, quindi speriamo di potercelo avere ancora per un po' di tempo. Salve mister, Giorgio Musto di calciomercato.it, un suo giudizio sulla prestazione di Fagioli e poi un aggiornamento sulle condizioni di Bernardeschi e Morata. Grazie. Ma Bernardeschi ha avuto una distorsione alla caviglia lieve, speriamo, mentre Morata niente di che, un pestone sulla caviglia, quindi credo possano essere recuperati per domenica. Per quanto riguarda Fagioli, era la sua prima partita, ha fatto una grande partita sia a livello tecnico che fisico, un giocatore di grande prospettiva e quindi cercheremo di farlo crescere al meglio. Buonasera Andrea, Guido Vaciago di Tutto Sport. Quanti di questi ragazzi potrebbero vedersi anche in campionato, anche in altre situazioni, non soltanto in Coppa Italia? Ma non lo so, dipenderà
da quello che ci aspetterà il futuro, perché non è facile catapultarli da una partita di Coppa a una partita di campionato, però come è capitato in passato, che Frabotta ha giocato partite importanti, e Dragosin anche ha già giocato più volte in campionato, quindi se ci sarà spazio e bisogno guarderemo anche a questi ragazzi. L'ultima. Buonasera mister, Domenico Marchese, La Repubblica. Volevo chiederle un giudizio sulla prova di Kulusevski, che mi è apparso in grande crescita, e come mai Morata appare un po' meno brillante rispetto all'inizio della stagione. Grazie. Ma pare meno brillante perché ha avuto quel problema all'adduttore che l'ha tenuto fuori forse nel suo momento migliore, poi è rientrato, ha giocato 120 minuti col Genoa e da lì ha avuto un po' di calo, però sta recuperando meglio, sta nettamente migliorando la sua condizione, adesso lo troveremo sicuramente molto meglio nel proseguo delle prossime gare. Kulusevski sta bene, purtroppo sabato sarà squalificato, però avrà il tempo per poter recuperare per le prossime. Grazie a tutti, buona serata.